Allora, buonasera, vi voglio far vedere un gioco con le carte che apparentemente non ha nessuna spiegazione razionale, come tutti i miei giochi sono eseguiti con mazzi di carte normali che si possono, per chi viene a vederli, tranquillamente controllare. Bambole, ciance e bello. Passiamo subito al gioco. Mazzo di carte che si può tranquillamente mescolare. Non mi interessa le carte che mi interessa prendere solamente praticamente le prime 3 carte del mazzo. Non so neanche che carte sono, girarle. Ecco che alla vostra destra per esempio c'è il 5 di cuori, poi abbiamo un 8 di fiori, poi abbiamo un K di cuori e poi abbiamo il mazzo di carte che a questo punto lo possiamo tranquillamente tagliare e lo mettiamo qui. Ora mi servono 2 carte supplementari per fare questo gioco. Se sarebbero praticamente le 2 carte bianche, le 2 carte. Ci mettiamo al secondo posto, a partire da sopra, il primo K. Guardate un po' che succede. Basta un gesto magico che al secondo posto la carta è diventata bianca. Il K è sparito, infatti qua abbiamo carta bianca. Qui abbiamo carta bianca. Proviamo un'altra volta con l'8 di fiori, lo mettiamo sempre al secondo posto. Gesto magico, vediamo che l'8 di fiori è sparito, che abbiamo una carta bianca. E se proviamo a vedere le 2 carte, sono carta bianca e carta bianca. L'ultima, il 5 di cuori, sempre in mezzo alle 2 carte, mazzo il gesto magico, e anche qui praticamente non c'è più niente, e le 2 carte sono anche loro, sempre le 2 completamente bianche, tutte e 2 le carte. Possiamo togliere anche queste perché non servono, se proviamo a girare queste. Vediamo che sono carta bianca, carta bianca, carta bianca. Possiamo levare anche queste carte qui. E adesso vediamo che se proviamo a stendere il mazzo, vediamo che tutte le carte logicamente sono di dosso, tranne le famose carte che io avevo messo in fila, cioè il K di quadri, l'8 di fiori e il 5 di cuori, si trovano girate, faccia in alto, misteriosamente in mezzo al mazzo, e sono carte completamente